Bentrovati ad un nuovo appuntamento con quello che è ormai diventata una consuetudine per il nostro territorio, il Sarduzza Fest, un evento nato 3 anni fa che nel tempo ha trovato una sua piena e decisa identità e si è rafforzato con un coinvolgimento davvero di scuole, di famiglie, di tantissimi operatori del settore, nonostante negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con l'imprevisto del Covid che ha un po' cambiato la nostra vita in tanti settori, ma l'organizzazione di Sarduzza Fest non si è arresa e continua a produrre questa iniziativa davvero che anche quest'anno è ricchissima di contenuti e di sorprese. Ovviamente di questo e di tanto altro parleremo in questa trasmissione con i nostri graditi ospiti, che ringrazio già per averci raggiunto. Ognuno di loro ci racconterà un aspetto di questa manifestazione. Alla mia sinistra abbiamo il responsabile unico del procedimento del Dipartimento regionale della pesca, dottor Angelo Lapillo. Buongiorno. Poi abbiamo la coordinatrice del progetto Sarduzza, Lina Stabile. Ben trovati. Giuseppe Caruso, docente dell'Istituto Alberghiero di Castelvetrano. Buongiorno. E poi il maestro cuciniere, come ama definirsi, Peppe Giuffre. Buongiorno a tutti. Con loro entreremo più nel dettaglio di questo concorso, perché ricordiamo che oltre a essere un'iniziativa di promozione enogastronomica c'è anche un concorso, ma adesso vi racconteremo un po' i dettagli che fanno sì che la Sarduzza, la Sardina di Selinunte, sia protagonista davvero di questa iniziativa. Vediamo intanto proprio sull'argomento una prima clip che ci racconta a grandi linee che cos'è Sarduzza Fest. Marinella di Selinunte è un piccolo borgo marinaro del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, sorto nei pressi del Parco archeologico di Selinunte, ove è ancora attiva una piccola marineria locale, che a differenza di molte altre ha cercato di mantenere le proprie tradizioni legate sia alle tecniche di prelievo della risorsa del mare, sia alle tecniche e le modalità di vendita. Si pensi che la mattina presto è ancora possibile assistere e partecipare alla tradizionale asta del pescato, nell'ambito della quale si può acquistare una cassetta di pesce appena sbarcato a prezzi sicuramente competitivi. Il progetto di valorizzazione della Sarduzza di Marinella di Selinunte rimane fortemente ancorato all'obiettivo di stimolare la domanda del consumatore verso la generazione di nuovi volumi di consumo aggiuntivo di questo importante prodotto ittico. Le attività di progetto prevedono l'attivazione di un percorso integrato diretto a coinvolgere la popolazione verso la riscoperta delle tradizioni storiche e culinarie legate a questa importante risorsa del mare, e in questo percorso è stato volutamente riservato un ruolo di primo piano al coinvolgimento degli studenti della scuola primaria, quale importante veicolo per il coinvolgimento delle famiglie e della popolazione. Abbiamo visto questa clip e adesso entriamo nel vivo proprio con
i nostri ospiti che ci raccontano un po' meglio che cosa sarà questa iniziativa. Angelo Lapillo ci spiega che cos'è intanto la misura 5.68 del FEAMP, che sembra una parola difficile ma che invece significa cosa? Non è una parolaccia, quindi ci possiamo tranquillizzare. Il FEAMP è il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca ed è diciamo, quella parte di aiuto che la Comunità Europea dà a tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, ma anche all'Italia, per il sostegno appunto della piccola pesca costiera e dell'acquacultura, oltre che della trasformazione. Nella fattispecie la misura 568, che è una delle misure del FEAMP, ci dà l'opportunità di promuovere quella che è la produzione ittica regionale. Naturalmente noi abbiamo voluto dare un taglio particolare, a differenza di altre regioni che magari hanno utilizzato grandi importi per promuovere su grandi palcoscenici insomma, tutta l'attività in maniera generale. Noi abbiamo deciso di lavorare sul locale, quindi sulle piccole realtà, sulle piccole diciamo, opportunità che vorremmo dare alla piccola pesca costiera, perché la Sicilia è molto variegata e anche nel settore della pesca ha le sue peculiarità. Nella fattispecie Sarduzza Fest è un esempio proprio classico di quella che vuole essere la nostra mission, ossia cercare di dare risalto a un prodotto ittico, caratterizzarlo nel senso che prende forma in un territorio e quindi cercare di portare un valore aggiunto a questo prodotto. L'obiettivo finale naturalmente è sempre il nostro, è quello di dare un potere economico maggiore ai pescatori, perché come dire è lì. Sostanzialmente ci accorgiamo però che se non coinvolgiamo la filiera, quindi le scuole, la ristorazione, anche la comunicazione, quindi far diventare un prodotto patrimonio di una comunità, non si riesce a ottenere quel risultato. Speriamo che l'operatore, quindi il pescatore, riesca a coglierlo e riuscendo a fornire il prodotto di qualità e cercando di farsene riconoscere il valore. Per cui diciamo, ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione, perché hanno colpito esattamente nel centro della misura ed è uno dei nostri progetti più belli che facciamo in Sicilia. Chiarissimo, abbiamo appunto appreso qual è la mission della regione. Peppe Giuffrè, sicuramente questa iniziativa è riuscita anche a far passare anche nelle menti dei ragazzi che magari nemmeno conoscevano che cosa fosse la sardina o pensavano che il pesce fosse solo quello surgelato dei famosi bastoncini. Invece hanno scoperto sapori, gusti, pietanze che adesso chiedono ai loro genitori di poter comprare, quindi un primo importante obiettivo è stato raggiunto. Assolutamente sì, diciamo io questo ricordo vivo dell'anno precedente in cui nella scuola alberghiera hanno creato, diciamo, proprio un piatto così mirato a quello che possa essere la loro fascia d'età. Questo hamburger fatto con le sardine e poi servito in un panino che ti dà la sensazione di quel loro come dire, la loro visione di quello che è il cibo. Sappiamo che con gli anni si cambia, sappiamo che i giovani sono molto portati a quello che possa essere questa sorta di addentare questo panino, non diciamo di quale brand, ma anche noi in Sicilia possiamo proporci per eventuali food veloci, come si dice in inglese, diciamo. Sì, poi del panino magari ci racconterà meglio l'esperienza Peppe Caruso, sì, che è tra gli autori di quello. Un ricordo prezioso che ti rimane di queste due precedenti edizioni, Peppe? Ma guarda, io ho l'immagine fissa proprio sulle ricette preparate dalle signore,
dalle mogli dei pescatori, dai loro racconti, che sono le cose che proprio ti lasciano il segno. Lasciano il segno perché un buon cibo, un buon piatto lo puoi mangiare ovunque, ma averlo raccontato e vivere un po' la filiera, il percorso che questo piccolo, minuscolo proprio pesciolino fa, che viene pescato con tanti sacrifici, con tanto amore, viene portato a terra, viene venduto fin quando poi arriva nella tua tavola e in special modo nella tavola di chi lo pesca. Guarda, questa è stata un'esperienza straordinaria. E naturalmente a questa aggiungo anche un altro particolare, vedere delle signore un po' come dire, una dirigente piuttosto che un architetto, che si cimentino a cucinare mettendo un po' assieme la loro arte con quella che è la semplice arte della mamma di casa che cucina. Quando vedi un architetto che ti fa una cassata con le sarde, allora a quel punto siamo di fronte, scusate se uso termini inglesi che io non amo molto, ma siamo di fronte a food design, che sarebbe una delle espressioni massime che la Sicilia ha, perché in Università di Architettura a Palermo c'è una branca che si chiama appunto Food Design, di cui io mi onoro di essere parte di qualche progetto che loro fanno. Allora a quel punto standing ovation alla Sarduzza, e ripeto, faccio un passo indietro, mi scuso per i termini inglesi, ma dato che ormai le istituzioni quasi ce le impongono, io mi devo adeguare. Non ne possiamo fare a meno. Peppe, un'esperienza quella del Sarduzza che ha coinvolto i tuoi ragazzi, almeno per quanto riguarda il primo anno. Lo scorso anno le misure rigide imposte dal Covid e anche quest'anno non potranno consentire la presenza e comunque quella convivialità che si era raggiunta nella prima edizione. Ma che ricordo hai di quell'esperienza? Ritieni che per i ragazzi sia stata particolarmente formativa? Sì, assolutamente sì. Ho un ricordo bellissimo quando con i nostri alunni, dopo averli preparati diciamo, a scuola su quello che poteva essere appunto il piatto che dovevamo realizzare, ci siamo anche messi un po' in gioco cercando quella ricetta che potesse andare a segno su quello che era il gusto dei ragazzini. Allora, appunto, come diceva poc'anzi Peppe, ci siamo inventati questo hamburger, un hamburger fatto con grani antichi, fatto con lievito madre, all'interno della quale invece che il classico hamburger di carne abbiamo diciamo, pensato a questo hamburger di sarde. Il tutto condito con una maionese vegana, quindi senza uova, molto semplice da realizzare, in modo che potesse essere anche trasmessa alle mamme, insomma, per poter riprodurre questo piatto a casa. Siamo stati poi ospiti della scuola dell'Istituto Comprensivo Gennaro Pardo, dove i ragazzini diciamo, delle scuole medie ed elementari all'inizio avevano preso questa cosa, appena hanno sentito la sarda, insomma non erano molto entusiasti. Invero devo dire che dopo aver fatto l'assaggio, dopo aver spiegato dal punto di vista sia organolettico ma anche del gusto, ma anche della ricaduta sulla salute, insomma sul territorio eccetera, quella che era l'importanza del consumo di sarda, il consumo consapevole di pesce, devo dire insomma che è stata un'esperienza molto molto bella. E la cosa bella è che all'inizio quando passavamo insomma per la degustazione di questi piccoli hamburger c'era molta titubanza, poi appena si è lanciato il primo, poi alla fine insomma sono andati a ruba, sì, devo dire che è stata un'esperienza veramente bella, è un feedback molto molto interessante appunto da parte sia dei ragazzi ma anche dai genitori dei ragazzini che hanno apprezzato l'iniziativa, ma soprattutto la qualità di questo pesce insomma che bisogna assolutamente portare a conoscenza di tutti e dare a questo pesce insomma la giusta dignità. La giusta, esatto. È bello, abbiamo raccontato un po' quelli che sono stati i ricordi, ma Lina Stabile non è abituata a dormire sui ricordi, le piace sempre programmare per il futuro, quindi racconteremo magari nel corso di questa puntata qualche altro aneddoto particolare che ci hanno lasciato le prime due edizioni del Sarduzza Fest. Ma adesso entriamo nel vivo, perché anche quest'anno ci sarà il concorso Una Sardina in Mostra, anche quest'anno c'è il Sarduzza Fest. Di che cosa si tratta? Dacci qualche dettaglio in più, poi magari vedremo anche una clip esplicativa poi nel corso della trasmissione.
Bentrovati a tutti. Sì, come anche gli altri anni, il Sarduzza Fest quest'anno ha anche tante novità. Basti pensare comunque che il concorso si rinnova di anno in anno, perché il primo anno, proprio per citare i ricordi, è stato fatto in presenza, l'anno scorso e quest'anno invece sarà fatto giustamente online. Abbiamo la novità delle nuove ricette che sono state elaborate e lì ci saranno anche delle sorprese, ma è anche la modalità di fruizione del Sarduzza Fest tramite le novità che poi racconteremo in dettaglio per singola attività, per ciò che concerne per esempio gli open restaurant e cooking show. Bene, bene. Ma Angelo Lapillo, ma questi concorsi nelle scuole servono? Hanno una ricaduta positiva? Stimolano i bambini, i ragazzini a mettersi in gioco? Rimane loro qualcosa? Allora, siamo stati tutti bambini, quindi immagino che, siccome noi a distanza di tanti anni ci ricordiamo delle cose che abbiamo vissuto da bambini, quindi immagino che nella formazione dei futuri cittadini questo tipo di iniziative, come per molti altri argomenti, non può che essere fondamentale. È un investimento sul futuro che facciamo, per cui diciamo che è senza dubbio importante creare un substrato culturale che crescerà, perché un periodo di abbandono, diciamo, di quelle che sono, soprattutto per i ragazzini, di allontanamento dalle tradizioni, anche con il venire meno diciamo, della vecchia generazione che era molto più attenta a trasmettere i propri valori. Lo stiamo vivendo tutti, c'è un distaccamento col passato, per cui riuscire piano piano a infondere ai ragazzini alcuni interessi che altrimenti non avrebbero la possibilità di intercettare è senza dubbio fondamentale. Per cui come linea, diciamo, di comunicazione, come linea di promozione, in questo caso della Sarduzza e del prodotto ittico, ritengo sia una strategia eccellente. Purtroppo non è microfonata la Sarduzza, Peppe, quindi da casa non riescono a sentirla. Noi la sentiamo qua, sentiamo che ci sta raccontando delle cose. Avrebbe tanto Puoi da farti dire. da interprete tu della Sarduzza tanto da dire, e ci racconti che cosa ti ha detto la Sarduzza prima di arrivare in studio? Questo pesce pelagico che vive in gruppo e che viene pescato in una maniera straordinaria. Io ho avuto l'occasione di partecipare per un documentario, non da pescatore, ahimè, non sono bravo assolutamente, ma di partecipare a una battuta di pesca notturna. E ti posso assicurare che lì c'è tanto da dire, tanto da scrivere, tanto da rispettare anche, quello che può essere l'equilibrio del nostro mare, perché la pesca fatta in maniera consapevole e stagionale anche, è forse una delle cose più interessanti per uno che cucina, e ogni pesce ha il suo periodo, è giusto che sia così. E dopo tutto, pensate un po' la filiera della sardina, se lei parla, ti racconta che tutto l'anno può vivere, perché la si mette sotto sale, la si mette sott'olio, si marina, si conserva in 2000 modi, e non solo, arricchisce tutto quello che può essere, come dire, è un'arma gastronomica per chi cucina, perché se tu pensi che quella che noi chiamiamo pasta d'acciughe, che non è altro che la sardina conservata sotto sale, poi pulita e messa sott'olio, naturalmente, che la possiamo fare pure a casa emulsionandola, quello è un aggregante straordinario per tutti i cibi ed è un insaporitore non indifferente, basta dosarla alla giusta maniera. Pensate un po' che il trapanese Doc, quando faceva il couscous, come si suol dire, nel brodo, quando non c'era molta forza, la sardina salata aiutava. Pensate un po', una cosa che ho appreso nel corso del mio lungo peregrinare nelle cucine, in Francia è molto usata nelle mousse, quindi è a tutti gli effetti un insaporitore. Non bisogna andare lontano, se ci fermiamo in Campania, Regno delle Due Sicilie, la colatura d'acciughe ha fatto di uno chef
il suo cavallo di battaglia, la colatura dei alici, considerate che è considerata chissà quale panacea di quale piatto gourmet, che siamo. Ma noi queste cose li viviamo sin dai tempi quando a Marettimo sicuramente si faceva il garum, quindi siamo in anni non sospetti, quindi pesce azzurro per tutta la vita, la sardina lo è per eccellenza. E poi non trascuriamo una cosa, un racconto di questa sarduzza che viene da Selinunte, ma ne vogliamo parlare, il parco archeologico più grande al mondo. Da lì parte tutta quella che è la nostra storia non solo della Sicilia, ma di tutto quello che è una cinta che si chiama Mediterraneo. Oggi il Mediterraneo è considerato il centro, proprio è attenzionato come il centro del mondo della cucina sostenibile, quindi abbiamo tutte le carte in regola per investire su questo prodotto, mettendoci a fianco tutto quello che sono questi racconti che non sta a Peppe metterli fuori, ma c'è tante pagine scritte che io mi auguro che ognuno incominci a leggerle e incominci a divulgarle, che penso che diventi un'operazione di marketing importantissima per la nostra isola e per tutti coloro che girano il mondo, che sempre parlando in termini inglese mi dicono che i food lovers, non so se si dice così o se lo pronuncio bene, mi dicono che sono una quantità smisurata ormai. Quindi il turismo di cui noi andiamo fieri, perché la provincia di Trapani quest'anno ha avuto un'impennata straordinaria, quindi ci sono stati degli incrementi, se non sbaglio siamo stati tra i primi in Italia. Noi che amiamo molto il turismo, perché per noi è fonte di vita, fonte di guadagno, fonte di proiezione per un futuro migliore, insomma, investiamo su quello che è il cibo, investiamo e nello stesso tempo educhiamoci e insegniamoci a raccontarlo. Peppe, credo che ormai la narrazione dei piatti sia diventata indispensabile. Sì, vabbè, si diceva sempre come si mangia bene in provincia di Trapani, piuttosto che in quasi tutte le parti d'Italia. Però non c'era questa cultura che adesso per fortuna si è diffusa, in cui il piatto va raccontato. La prima esperienza che deve fare chi è seduto al tavolo è quello quasi di percepire il lavoro che c'è dietro, la qualità degli ingredienti e poi, solo poi, portarle in bocca e assaggiarlo. Hai perfettamente ragione. Oggi tra l'altro la missione, diciamo, la mission dell'Istituto Alberghiero di Castelvetrano, un po' di tutte le scuole in verità, è quella proprio di cercare di portare il territorio nel piatto. Oggi, dicevi bene, non ci si ferma soltanto al gusto, all'aspetto estetico, che sicuramente deve essere importante, ma bisogna anche appunto raccontare quello che c'è dietro. Dietro spesso una ricetta, oltre allo studio, oltre agli ingredienti, c'è diciamo, la ricerca di quelle che possono essere i prodotti del territorio, i prodotti di nicchia, di quelle spezie piuttosto di quelle verdure, piuttosto che di quelle erbette, o in questo caso di un pesce che una volta era ritenuto povero, diciamo quasi di serie B, in modo da valorizzare sia l'alimento stesso ma anche tutto quello che ci sta dietro. Quando si racconta un piatto si racconta pezzi di storia, si raccontano pezzi di territorio, si raccontano quelle che erano le fatiche dei nostri adi che in qualche modo ci hanno tramandato sia diciamo, la bravura del piatto, diciamo, del prodotto che va messo nel piatto, ma anche tutte le fatiche che c'erano dietro. Per cui oggi è importante, e la scuola in questo senso si fa promotore, raccontare non soltanto il piatto stesso, ma tutto ciò che c'è attorno, quindi dall'abbinamento cibo-vini alla storia, alle ricadute, che poi insomma in qualche modo portano appunto a ricadute importanti nel territorio dal punto di vista turistico e quindi insomma anche economico. Quindi il piatto, o meglio l'alimento dentro il piatto come volano di crescita di un territorio. Ed è proprio così. E a proposito di crescita del territorio, il suo ruolo se lo sta ritagliando anche il Sarduzza Fest e il concorso Una Sardina in Mostra. Vogliamo adesso scendere più nei dettagli, Lina?
Sì, il concorso come l'anno scorso, quest'anno, causa Covid, sarà giustamente online, quindi le iscrizioni possono essere effettuate online collegandosi al sito www.sarduzzafest.it nella sezione concorso. A fine c'è un form che i genitori possono compilare per l'iscrizione dei propri figli. Ricordo le date importanti perché l'iscrizione può essere fatta fino al 30 di settembre, quindi siamo quasi in scadenza, siamo quasi arrivati, diciamo, alla presentazione delle domande online da parte dei genitori. Le opere possono essere consegnate in data 19 ottobre fino alle ore 18, anche perché ricordo che il concorso è in collaborazione con il Comitato Genitori, quindi presso la sede del Comitato Genitori a Castelvetrano. Dopodiché ci sarà la valutazione dell'ammissibilità dei lavori, è una valutazione fatta da una commissione che viene fatta entro venerdì 22 ottobre. Dal 22 di ottobre fino al 28 di ottobre ci sarà possibilità di votare i lavori dei bambini online, quindi faremo una trasmissione di ammissibilità dei lavori e i lavori saranno messi online sul sito per permettere a chi vuole di votarli, un po' con la stessa procedura dell'anno scorso. Ricordiamo un aspetto nuovo rispetto all'anno scorso: non ci saranno più lavori di gruppi, ma sono solo lavori singoli. Esclusivamente lavori individuali, quindi significa che ogni bambino potrà svolgere dei lavori che possono andare da arti grafiche, fotografie, racconti sulle tematiche che sono quelle del concorso, quindi che, come dicevamo, vanno a valorizzare giustamente quella che è la tradizione, quindi per esempio il lavoro del pescatore, la sardina nell'ambito della dieta mediterranea e poi l'attenzione su quello che è il borgo di Marinella di Selinunte. Quindi diciamo che andiamo a toccare i tre temi sia della tradizione sia della cultura, che sono parte integrante del nostro territorio, sempre per quel principio che è giusto trasmettere ai bambini, ma soprattutto alle famiglie, quello che è il valore di questo prodotto che è la sarduzza di Selinunte e delle tradizioni che girano intorno ad essa, come per esempio la vita del pescatore, citavamo Selinunte, la pesca della sardina, ci hanno ricordato, veniva fatta giustamente con la menaide, che era un tipo di rete particolare, quindi i bambini apprendono anche questo. Quindi cerchiamo di trasmettere questo ai bambini. Ogni anno i bambini ormai da 3 anni aspettano questo concorso per potersi cimentare e studiare, quindi una trasmissione di valori formativi sia per i bambini ma sia anche per le famiglie, perché comunque le mamme si cimentano anche tramite il ricettario e le ricette che vengono fatte, ne parleremo dopo. Vediamo, facciamo un po' un riepilogo invece di quello che è di quelle che sono le modalità di presentazione del concorso. Abbiamo preparato una clip esplicativa che semplicemente vi rammenta un po' quello che ci siamo detti. Vediamo la clip. Bene,
Abbiamo adesso le idee molto più chiare, ma del resto comunque chi avesse ancora dei dubbi può collegarsi alle pagine social o al sito di sarduzzafest.com, dove è tutto spiegato nei minimi dettagli, anche per quelli che hanno la testa più dura come me, magari si dimenticano qualcosa. Allora, abbiamo parlato poco fa di ricette. Una delle originalità di questa manifestazione è quella da sempre di coinvolgere, in passato sono state le mogli dei pescatori, poi si è un po' allargato il campo anche ad altre signore che fanno nella vita tutt'altro, ma che hanno deciso di mettersi in gioco dedicandosi alla cucina con amore, con passione e raccontandoci delle ricette che veramente negli anni passati sono state originalissime. Per non mancare in questo senso, anche quelle di quest'anno mi risulta che siano davvero qualcosa di mai visto, di incredibilmente particolare. Cominciamo a raccontare qualcosa, Lina. Sì, anche quest'anno abbiamo coinvolto delle signore per ciò che riguarda le ricette. La cosa bella di questa attività è che giustamente c'è tutto uno studio di ricerca che viene fatto sulla ricerca di ingredienti da abbinare alla sarduzza in maniera particolare, di poterla lavorare in maniera sempre diversa. Per esempio la prima ricetta che ci hanno proposto, che è fatta dalla signora Maria Etiopia, che ha partecipato l'anno scorso e ha chiesto di partecipare anche quest'anno, sono le crepe ripiene con la sarduzza di Selinunte e il broccolo, quindi una crepe dove vedremo un ripieno di sarduzza lavorata per una farcia e il broccolo, quindi un abbinamento un pochino particolare, vedremo un attimo poi degustandolo. Vediamo se il presidente della commissione, il maestro cuciniere Peppe Giuffre, che ne pensa di questo abbinamento? Crepe, broccolo, è difficile secondo te da realizzare? Guarda, diciamo che la creatività in cucina non ha limiti. Francesizzare il piatto sicuramente le rende molto onore, perché un po' la cucina francese rimane la mamma di tutte le cucine nel mondo, e quindi ragion per cui l'abbinamento della crepe con la sardina, siamo curiosi anche del modo in cui viene composto e viene equilibrato, perché la cucina è una questione di mettere assieme degli ingredienti e cercare nella giusta maniera di renderli piacevoli. E allora a quel punto sta un po' a chi ha le mani in pasta, perché ci sono i famosi, poco fa parlavamo di correttori, ma per correttori si intende se dare più sapidità o meno sapidità e cercare in qualche modo di dare quel giusto risultato che deve diventare gradevole, quindi viene affidato in mano a chi lo prepara. D'oltrecanto io porto sempre un esempio, dico che tutto sommato, scusatemi, ma le note sono 7 e sono 7 per tutti. Sicuramente se le interpreto io, invece di interpretarle un grande maestro, avranno un risultato diverso. E ho la presunzione di dire che la cucina è la stessa cosa, perché se le diamo in mano al nostro Peppe, di cui ho avuto modo di apprezzare le sue grandi qualità, di cui ho avuto modo di capire che con un hamburger lui riesce a renderla non solo consapevole, ma riesce a renderla anche non sostenibile, ancora di più, perché quando poco fa ha parlato di una maionese vegana, il futuro è questo, perché se vuoi stare bene devi alimentarti bene. E noi sappiamo, rimanga di noi, ma non per offendere la maionese, una maionese un po' più leggera, una maionese che ti fa star bene e che non perda quel gusto, quella sapidità che ti dà la maionese classica. Penso che domani prenderà piede, come prenderà piede l'hamburger con la sardina, perché la sardina ha l'omega 3, perché abbiamo bisogno di questo genere di alimentazione, ne abbiamo bisogno in maniera particolare, perché diciamo in tempi non sospetti un certo Ippocrate mi pare che ha detto fai che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo, quindi insomma lì ci siamo capiti, io non l'ho detta bene ma ci siamo, e questo è il leitmotiv del futuro.
Andiamo alla seconda ricetta, anche qua davvero qualcosa di strepitoso per la sua originalità. Sì, la seconda ricetta viene preparata, la chiamo io l'archicuoca, da Ita Galfano, che è un architetto ma che si diletta nella cucina. L'anno scorso ci ha stupito con la cassata di Sarduzza, quest'anno ci stupisce con la sardizza di Sarduzza, sarebbe la salsiccia con le sarde, quindi un abbinamento particolare che Ita cucina e ci farà degustare come lei ritiene più opportuno, quindi vedremo la preparazione. La sardizza di Sarduzza non è uno scioglilingue, ma è qualcosa che già mi viene da leccarmi i baffi, peccato che non ce li ho. Lì assicuro che mi gioco la carriera, anche perché devo essere sincero ed onesto. Io la ricetta della signora dell'anno precedente ho dovuto chiedere l'autorizzazione per usarla e quindi ragion per cui lì ci giochiamo una carta. Noi, quello è, come dire, abbiamo, se vogliamo paragonare con un termine calcistico, dico, ce la giochiamo tra Ronaldo e Messi questa partecipante, quindi siamo di fronte a quel pizzico di estrosità e creatività che viene lasciato solo a chi fa questo genere di lavoro che si chiama architettura, e la cucina ha tanta architettura in un piatto. Andiamo alla terza, anche qua c'è molta Francia in questa ricetta. Sì, anche perché la tartare di Sarduzza di Selinunte con la muddica atturrata. Per quelli che non sono di Bolzano, la muddica atturrata sarebbe la muddica tostata. Esatto. Allora dobbiamo dire pangrattato. Pangrattato. Scusatemi, perché lo stesso errore l'ho commesso io in Francia quando cercavo il pangrattato e non sapevo come difendermi fin quando non ho preso una grattugia e un pezzo di pane, e allora mi hanno detto si chiama chapelier, insomma. Allora a quel punto tutti zitti, la cucina francese è la mamma, l'ho detto poco fa, lo ribadisco, che se non fosse stato per un certo Gualtiero Marchesi ancora oggi si parlerebbe molto poco di cucina italiana, ve lo assicuro, perché fino alla soglia degli anni '80 l'unica cucina che si riusciva ad esportare era quella francese. Non dimentichiamo che i francesi hanno dettato anche i tempi dell'organico di cucina, hanno dettato anche i termini oltre che i tempi, hanno dettato la qualsiasi, perché trovatemi un termine inglese in cucina che va dallo chef al sous-chef al grande manger, piuttosto che sono tutti termini francesi. Chiudiamo con la quarta ricetta. Sì, intanto volevo ricordare che la tartare, non ho citato la signora che si sta cimentando su questa preparazione, la signora Caterina Coppola. La quarta ricetta saranno delle polpette di sarde sul letto di pesto alla trapanese. Però sulla preparazione di questa ricetta non voglio dire chi la farà, perché è una sorpresa che voglio lasciare a chi vedrà poi il tutorial. Perfetto. Allora, rapidamente anche una battuta su queste polpette di sarde. La giochiamo in casa perché è una ricetta di cui si può raccontare in lungo e largo quello che possa essere un percorso che parte da Selinunte e finisce a Monterice, perché il pesto trapanese, che poi sarebbe quello coniugato a pasta con l'aglia pestata, e questo sapore forte, deciso, che magari poi strada facendo lo chiami matarocco, strada facendo diventa pesto alla trapanese, le persone un po' più grandicelle di me lo chiamano aglia pestata, perché lì rientriamo in un argomento vastissimo. E poi che dire, la polpetta è la genesi della nostra cucina siciliana, è la genesi, perché poi diventerà hamburger, poi diventerà rocher, poi diventerà qualsiasi cosa, ma nasce polpetta e mi auguro che continuiamo a chiamarla polpetta. Peppe Caruso, invece l'alberghiero che cosa ci proporrà?
Allora, prima di parlare della ricetta vorrei fare una piccola premessa. La scorsa primavera un'associazione che si chiama Origine Italia, che raggruppa tutti i consorzi di tutela DOP e IGP d'Italia, ci ha chiesto assieme ad altri istituti alberghieri di creare una ricetta che in qualche modo potesse esaltare un formaggio. Avevamo scelto tra i vari DOP siciliani la Vastedda del Belice DOP e abbiamo pensato di associarla a un qualcosa che in qualche modo potesse rappresentare la nostra terra, per cui l'idea è stata quella di associarla appunto alla Sarduzza di Selinunte. E abbiamo creato questa ricetta che ha vinto la medaglia d'oro a Roma. La ricetta è la seguente, ovvero un 1000 foglie di sarduzza di Selinunte con cuore di Vastedda del Belice DOP, erbette, diciamo, erbette di campo e alcune diciamo, chicche del nostro territorio. In qualche modo questa ricetta per noi doveva essere ambasciatore del territorio, per cui abbiamo pensato di mettere dentro, chiaramente dosandoli con una certa maestria per evitare che qualche gusto predominasse l'altro, dall'aglio rosso di Nubia al Vastedda appunto del Belice, che è un formaggio, dobbiamo ricordarlo, un unicum mondiale in quanto è una sorta di una mozzarella di pecora, un formaggio a pasta filata cruda, unicum appunto al mondo, ricco di probiotici, ricco di sostanze insomma, che fanno sicuramente molto bene alla salute, per cui un connubio perfetto con la sarda, anch'essa ricca di grassi saturi benefici per l'organismo, per cui insomma una ricetta che in qualche modo deliziasse sia il palato ma che in qualche modo potesse anche essere un piatto salutistico tra virgolette. Abbiamo aggiunto la cipolla rossa di Partanna, l'aglio rosso di Nubia, abbiamo aggiunto i capperi di Pantelleria, le erbette spontanee dell'entroterra bellicino, sovrapponendoli uno sull'altro, insomma poi questa ricetta va cotta pochissimi minuti proprio per non andare a distruggere quelle che sono le proprietà benefiche del piatto stesso, e devo dire che è stato un piatto vincente dal gusto eccezionale, anche perché poi in associazione con questa ricetta ci va una salsa fatta di agrumi, una salsa di agrumi di Sicilia, servita poi con erbette spontanee. In quel caso abbiamo pensato alla brassica frutticulosa, che è un'erba che viene conosciuta forse nel nostro territorio col nome di qualeddo, cavoliceddo, poi a seconda da quale paese, in quale paese insomma l'andiamo a collocare, per cui un piatto molto molto saporito che vi inviterò poi ad assaggiare, andremo a valutare durante la degustazione della stessa. Ottimo davvero. Abbiamo un'altra clip, in questo caso il dirigente del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il dottor Dino Catagnano, Leonardo Catagnano. Sentiamo che cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Dottore Catagnano, Sarduzza Fest ritorna nel tentativo di dare ulteriore forza alla valorizzazione del pescato siciliano, in particolare della sarduzza. Sarduzza è ormai alla terza edizione, quindi è una manifestazione matura che nonostante insomma, parta sempre dallo stesso format, che è quello comunque della valorizzazione di questo piccolo diciamo, pelagico, di questa apparentemente piccola creatura marina, attraverso la quale insomma, si è riusciti insomma, a riproporre i piatti tradizionali con la magnifica attività che anche nella terza edizione porterà avanti lo chef Peppe Giuffreo, come gli piace chiamarsi lui, cuciniere, quindi nel valorizzare sia le ricette classiche e nel riproporre diciamo, nuove proposte. Da questo punto di vista Sarduzza ha una peculiarità perché affronta sia l'aspetto gastronomico sia l'aspetto legato alla fase di informazione di tipo diciamo, nutrizionale, legato un po' più alla salute, che è un fatto abbastanza, come dire, è ripetuto per certi versi, forse si rischia sempre parlando di nutrizione di creare confusione. Però se si fa in una maniera abbastanza semplice, non certamente dicendo solamente è buono e quindi fa bene, e anche fa bene, ma parlando in maniera semplice non tanto delle singole componenti nutrizionali che giustificano il consumo, seppur moderato come tutti gli alimenti di questo prodotto,
è chiaro che rappresenta tantissimo, rappresenta, come dicevo, la tradizione di un territorio, una tecnica di pesca, un sistema di pesca, un qualcosa che si sta perdendo, l'uso della menaide ad esempio nella zona di Castelvetrano, di Selinunte, Marinella, di Selinunte è diciamo così un po' meno diffuso rispetto al passato, e la peculiarità forse del prodotto sta là, e poi riscoprire le identità di territori come quello di Marinella e Selinunte, ma non solo. Per cui da questo punto di vista Sarduzza penso che come dire, rappresenti un po' tutto questo mondo che l'amministrazione vuole portare avanti. Bene, abbiamo anche sentito il dottore Catagnano, adesso ci abbiamo verso le conclusioni di questa trasmissione, ma ancora ci sono tante informazioni da dare, a cominciare da un altro aspetto importante, l'inastabile, quello degli open restaurant, che sono stati anche questi un successo che ha caratterizzato le precedenti edizioni. Ci saranno anche quest'anno? Quali sono i ristoranti, le date, quali sono i menù? Insomma, dai anche lì un po' di informazioni in ordine agli open restaurant. Sì, gli open restaurant come ogni anno saranno articolati sul territorio, i partecipanti sono 4 ristoranti del territorio, e viene visto che c'è giustamente sempre in questo momento attivo il problema del Covid, abbiamo previsto proprio per normativa che le prenotazioni agli open restaurant possono anche effettuarsi online. Quindi chi vorrà prenotare l'open restaurant potrà farlo scaricando uno sconto, perché c'è un menù base dal costo di 35 €, è possibile poter scaricare il coupon dal sito www.sarduzzafest.it nella sezione eventi. Coupon da 10 € se non ricordo male. No, il coupon è da 15 €. Il coupon è da 15 €. Sulla sezione eventi gli open restaurant sono specificati per i 4 ristoranti partecipanti, che sono Trattoria Casa Mia, Baraonda, Magia e il ristorante Atena. Quindi dal sito possono collegarsi, iscriversi e quindi scaricare il ticket. Chi vuole, per poter prenotare il proprio posto, quindi avere certezza del proprio posto, visto che con il Covid abbiamo i posti limitati per ciò che riguarda la ristorazione, può anche prenotare il ticket, quindi il proprio sconto, e pagare direttamente già il costo della cena al netto già dello sconto, quindi direttamente pagare la cena, le 20 € della cena, avendo un bello sconto, perché sì, parliamo di un coupon Oltretutto, da 15 €, è una cifra vorrei importante. specificare che giustamente scaricando il ticket, semplicemente registrandosi, perché come dicevo il ticket si può scaricare registrandosi, quindi arriva per email lo sconto nominativo, andremo in ordine giustamente di presentazione presso la struttura ristorativa, quindi presso il ristorante. Invece chi già fa la prenotazione pagando online, quindi la propria cena, ha già il posto garantito all'interno del ristorante. Quindi collegandosi al sito www.sarduzzafest.it, alla sezione eventi, si può visionare sia i menù dei singoli ristoranti, quindi si può scegliere su quale menù voler degustare, e si può anche prenotare direttamente il proprio posto. Questo è importante, quindi invitiamo tutti a farlo per evitare poi che ci siano problematiche di numero di posti, visto che siamo limitati dal Covid. E sempre per quei 2-3 come me che ci mettono un po' di più per capire come funziona questo meccanismo, abbiamo preparato una clip semplicissima che vi dettaglia tutto. Vediamo questa clip.
Bene, chiaro, credo che ormai sia tutto più che chiaro, e quindi siamo veramente nei minuti finali di questa trasmissione, ma non posso che chiudere con Peppe Giuffrè, al quale prima di parlare dei cooking show volevo chiedere una cosa. La cucina tante volte, o meglio forse più una volta nel passato, certi piatti nascevano quasi per caso. Un ingrediente sbagliato che nessuno aveva mai pensato, una cottura sbagliata e nascevano dei capolavori che sono rimasti poi nella storia. Oggi forse non è più così, oggi la cucina è studio attento degli ingredienti, delle erbe, dei sapori, e ci sono anche tanti esperimenti magari prima di portare in tavola un piatto. Tu sappiamo che su questo sei molto dettagliato, hai una cura particolare. Sì, oggi diciamo si è più, come dire, più tattici e meno tecnici, perché c'è un po', come dire, dei parametri e degli aiuti non indifferenti, perché oggi basta possedere uno smartphone o qualsiasi collegamento su internet che vai a trovare tutte le ricette basi, ma ritengo sempre che c'è un passaggio che non potrà mai essere sostituito da nessuna tecnica. E quindi c'è da dire che c'è una cosa che si chiama sentimento, che si chiama cuore, che si chiama anche rischio a volte, è quello di andare un po' a mettere di suo, perché volendo andare al paragrafo precedente, il litro di latte, le 6 uova e i 500 grammi di farina che compongono l'impasto per la crepe rimane sempre quella, ma se ci aggiungiamo qualcosa, quella crepe può diventare con le sarde. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare dai cooking show, Peppe? Ma lì sarà un momento di confronto anche, perché il cooking show in linea di massima rimane il momento di esibizione del cuoco. Però nello stesso tempo è un momento di confronto, è un momento di magari poi quella persona che l'indomani ti chiama e ti dice ma sai io in quel cosa avrei messo i semi di girasoli perché i semi di girasoli fanno un po', completano quel piatto, oppure quello che ti dice ma sai io questa cosa la faccio così, quindi questo momento di, chiamiamolo così, di cucina fatta dal vivo, dove la gente può anche interagire, rimane sempre qualcosa di straordinario, qualcosa di bello, e bisogna anche apprezzarlo col bello della diretta, perché anche lì a volte può capitare che sbagli o qualcosa che arriva qualcuno e ti dice io la faccio meglio, bisogna accettare, parlare e confrontarsi e avere l'umiltà di riconoscere anche a volte determinati limiti. Angelo Lapillo, credo che in questa chiacchierata che ci siamo fatti questa sera siano emerse davvero la qualità, la cura, l'attenzione che vengono dedicate all'allestimento di questa manifestazione. Quindi alla fine la Regione ha delle aspettative molto alte. Beh, la Regione diciamo, ci ha visto bene e quindi a nome del Dipartimento che rappresento, quindi il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, diciamo, anche se mi hanno insegnato che l'amministrazione non devono avere diciamo, delle manifestazioni emotive, ma in questo caso posso dire che l'amministrazione è orgogliosa di sostenere un progetto come questo perché, come penso che i telespettatori hanno potuto capire, è molto articolato, perché qua si lavora a 360 gradi. Vengono coinvolte tutte le parti importanti necessarie per avere successo, per cui partiamo dai bambini, accendiamo il loro entusiasmo, creiamo i concorsi e superiamo le difficoltà come la pandemia, perché anche il fatto di continuare significa che dietro ci sono le motivazioni giuste, c'è chi ci crede dietro questa cosa e quindi si va avanti nonostante le difficoltà. Poi abbiamo gli open restaurant, che è un altro diciamo, modo di coinvolgere i cittadini e i ristoratori. La scuola alberghiera, che comunque da lì deve uscire diciamo, il futuro della gastronomia e di conseguenza la valorizzazione del prodotto, in questo caso ittico. Quindi non posso che dire che in questo caso abbiamo colpito nel segno. Peppe, del resto
in questi minuti abbiamo raccontato dell'amore, della passione, del genio anche che ci sono alla base di ogni preparazione. La cucina è soprattutto amore, questo messaggio lo possiamo dire chiaramente. È chiaro e forte, d'oltrecanto basta prendere qualche dato di chi sta dentro le cucine in maniera intensa. Dico sempre, se calcoliamo quanto acqua beve un cuoco in questo periodo dietro i fornelli, allora lì abbiamo detto tutto, perché di solito c'è un paio di litri al giorno, si dovrebbe stare bene. Un cuoco in questo periodo e con queste temperature, che poi tutto sommato ci sono tutto l'anno, beve dai 4 ai 5 litri di acqua al giorno, e questa la dice lunga. E poi i sacrifici che si fanno dietro i fornelli bisogna conoscerli. Se non c'è quel pizzico di passione e di amore, allora a quel punto non bisogna entrare dentro le cucine, oppure bisogna fare la cucina d'orario, che inizi, monti, tagli cipolle per un arco di tempo, hai preparato le cipolle per il tuo capo partita, insomma, dopodiché è scattato l'orario di andartene. Ma per chi diventa un cuoco, chi diventa un executive, chi ha il proprio ristorante, chi ci tiene a portare quel piatto a tavola creando quel wow al cliente, l'orologio non funziona. E infatti Peppe Giuffre non lo porta l'orologio. No, assolutamente. Chiudiamo rapidamente con qualche ringraziamento, Lina. È doveroso giustamente ringraziare chi partecipa attivamente all'interno del partenariato del Sarduzza Fest, a partire dal capofila Giuseppe Giuffre, i partner istituzionali come l'Istituto Alberghiero, le 3 scuole che sono gli istituti comprensivi di Castelvetrano, il Capuana Pardo, la Lombardo Radice e il secondo circolo Ruggero VII, la Regione che è soggetto promotore di questo progetto e che supporta quindi l'organizzazione del Sarduzza Fest. Voglio ringraziare un partner importante che è la cooperativa Marinella Pesca, che è proprio la cooperativa che racchiude i pescatori che partecipano attivamente, le mogli dei pescatori e le signore che si cimentano nelle ricette e i ristoranti che partecipano agli open restaurant, i gruppi di comunicazione, perché all'interno del Sarduzza ricordiamo che ci sono dei gruppi di comunicazione formati dall'LD Communication, dalla ditta Flavio Leone, da Castelvetrano News di Indelicato, quindi tutti coloro che fanno parte del partenariato, spero di non aver dimenticato nessuno, giustamente sono parte integrante e parte attiva all'interno di quello che è Sarduzza Fest e che ringraziamo. Bene, e noi ringraziamo i nostri ospiti per essere stati davvero così solerti nel raccontare quello che è l'amore che hanno per il loro lavoro, che sia in cucina o che sia dietro una scrivania, perché non c'è solo burocrazia, c'è chi sa anche trasmettere contenuti oltre alla burocrazia. Peppe. Non si può fare, ma io voglio interrompere, desidero interrompere, non si può fare, posso, fare, è il bello della diretta. Allora una volta che siamo in diretta a me mi corre l'obbligo invece che tutti noi ringraziamo all'Ina Stabile e alla Tereo, che sono quelli che tengono in piedi questa bellissima iniziativa di cui mi onoro di essere capofila in maniera, come dire, non meritata, perché sono loro che veramente fanno le cose per bene. Grazie. Quando si è galantuomini lo si dimostra sempre, e quindi ancora una volta Peppe Giuffre dimostra davvero la sua cifra di uomo, prima ancora che di professionista del settore. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Continuerete a sentir parlare a lungo di Sarduzza Fest, è una promessa.